Oggi un'offerta formativa aperta per alcuni giorni. Il Liceo Empedocle accoglie diverse rappresentanti istituzionali di altre università italiane. Una iniziativa sicuramente singolare per come viene svolta e come viene articolata anche. Sì, siamo particolarmente felici in questa settimana di poter avviare il nostro progetto di orientamento formativo Open Week for Ateneum. Da tempo si desiderava concentrare le visite di tutte le facoltà universitarie, nonché degli ordini professionali e delle realtà imprenditoriali che possono orientare i nostri ragazzi sia alla scelta futura degli studi nella carriera universitaria, sia anche comprendere un po' le realtà e le dinamiche del mondo del lavoro, e quest'anno siamo appunto riusciti ad utilizzare quella che è la settimana che ormai da anni noi dedicavamo all'alternanza scuola-lavoro, che quest'anno invece ha proprio una denominazione diversa, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, proprio in questa particolare fase dell'anno scolastico in cui utilizzando la modalità di un'organizzazione flessibile dell'orario scolastico, tutti i docenti si ritrovano impegnati nella loro qualità anche di tutor didattici per orientare i ragazzi verso anche l'elaborazione di un personale progetto di vita. L'orientamento, sappiamo che l'orientamento non può che essere educazione alla capacità di saper compiere delle scelte, un percorso inscindibile con quello formativo, un percorso di istruzione e formazione non può non andare appunto di pari passo con un'idea dell'orientamento che a poco aiuta questi ragazzi a guardare in se stessi e a saper capire quali possano essere le loro inclinazioni, i loro desideri, i loro sogni. Non a caso abbiamo voluto proprio coinvolgerli anche nell'allestimento degli stand, in questa che è quasi una vera e propria festa, la fiera dell'orientamento, ricordando loro qua e là tante belle frasi del famoso discorso di Steve Jobs a proposito appunto dell'orientamento dei giovani, in cui l'invito è proprio quello ad abituarsi ad avere dei sogni, a saperli coltivare, e riteniamo che la scuola nel suo esercizio educativo debba proprio contribuire a questo. Oggi qui ad Agrigento con quali obiettivi e quali finalità? Noi siamo soprattutto onorati di essere in questa magnifica terra, in questo grande liceo. Noi siamo qui perché abbiamo tanti studenti che dalla Sicilia scelgono di studiare all'Università di Parma, sia per l'università sia per la città di Parma, che è a misura d'uomo e soprattutto a misura di studente. Stamattina parleremo dell'offerta formativa dell'Università di Parma. Poi presenteremo nello specifico 2 corsi di laurea, farmacia e chimica e tecnologia farmaceutica, e concluderemo con il metodo di studio, la motivazione, cosa significa orientamento e cosa significa una scelta motivata, pensata e razionale.